L'attenzione al cliente, la continua ricerca di materie prime di eccellenza, la costruzione di un buon team, perché da solo non si può fare niente, un po' di marketing, specialmente ai giorni d'oggi il marketing digitale è fondamentale, specialmente attraverso i canali social, per appunto far conoscere alla gente i tuoi prodotti, i tuoi ideali e i tuoi obiettivi. Il successo dell'attività della gelateria è dato da molti fattori. Il primo sicuramente è la qualità del prodotto e in più aggiungerei i social network che sono importanti per incrementare la visibilità e la conoscenza dell'attività. Sono Dennis Ongaro, il figlio di Renzo, e insieme a lui e alla mia famiglia gestiamo la gelateria Casa del Gelato da molti anni. Per avere successo nel mondo del gelato sicuramente bisogna investire sulla qualità e nei prodotti di qualità. E di sicuro al giorno d'oggi il marketing e gli altri strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione ci aiutano a trasmettere questo tipo di investimento che abbiamo fatto. Negli ultimi anni la piramide delle cose importanti per avere successo in gelateria spesso e volentieri si è sfasata, perché se pensiamo a 30 anni fa la cosa più importante era la qualità del prodotto, era il servizio e il trattamento che si trovava in gelateria, mentre negli ultimi anni il marketing è diventato molto predominante, la comunicazione addirittura ha surclassato quello che a volte è il prodotto, ma ribadisco che a mio avviso la cosa importante resta sempre il prodotto e la fiducia che si crea con il proprio consumatore. Comunicare al giorno d'oggi però è fondamentale, quindi ad oggi il marketing, soprattutto il social marketing, è importante perché il nostro cliente passa la maggior parte delle ore guardando PC e schermo del telefono, quindi più tempo riusciamo a essere davanti ai suoi occhi e più successo avremo nel nostro atto di comunicare. Ovvio che quando viene a trovarci in gelateria quello che abbiamo comunicato deve essere pari pari e reale a quello che gli facciamo trovare.